Ciao a tutte amiche e ciao a tutti gli amici di Valdo TV e benvenuti a questa puntata di Valdo TV tra i 61. Oggi parliamo di violenza sulle donne. Ciao a tutti, di nuovo ben ritrovati. Come anticipato parliamo di un argomento molto delicato e purtroppo tristemente attuale, la violenza contro le donne. E ne parliamo raccontandovi di una bellissima iniziativa che è nata nel comune di Setteville in provincia di Belluno, grazie all'idea del gruppo Quelle dell'Uncinetto. Ecco, questa iniziativa si chiama Fili di Rose e ne parliamo insieme a 2 ospiti, che possiamo dire essere le coordinatrici del gruppo Quelle dell'Uncinetto, Maria Zanette e, Lidia Garbin. Benvenute. Grazie. Allora, raccontateci un po', presentacevi il vostro gruppo, cioè Quelle dell'Uncinetto. Cosa fate? Quante volte vi trovate alla settimana? Dove siete nate? Come siete nate? Beh, come al solito, tante volte le cose nascono per un puro caso. Io ho iniziato a fine luglio ad interessarmi di alcuni pannelli che vedevo in internet molto belli e onestamente ho copiato l'idea. Li ho proposti ad alcune mie amiche con le quali ero solita confrontarmi comunque per il ricamo o per altro, e le quali incuriosite hanno detto sì, ci proviamo. L'idea di partenza era di fare delle piccole cose da far vedere cosa facevano le donne. Tra l'altro tutte le donne assieme del comune di Setteville, adesso che eravamo un'unione, e quindi c'era proprio l'esigenza di lavorare assieme, comprendendo Alano, ma Quero e soprattutto Vas, che è rimasto sempre nei tempi un attimo più staccato dalla nostra realtà. E da là è partita l'idea, cosa facciamo? Facciamo dei pannelli di rose. Prima era una cosa piccola, poi si è ingrandita e a metà luglio abbiamo cominciato a mettere le basi e dire sì, facciamo e facciamo qualcosa da esporre il 25 novembre, la giornata contro la violenza delle donne, un lavoro di donne per le donne. Ho coinvolto Lidia, la quale La quale racconterà. ho coinvolto alcune donne del paese di Vas, che come diceva Maria è un po', diciamo, una frazione del nuovo comune. E le donne di Vas hanno risposto con grande entusiasmo e abbiamo iniziato ad incontrarci il mercoledì o il giovedì sera presso la sede del vecchio municipio e abbiamo creato questi 3 pannelli. In realtà ne abbiamo creati 3 per Vas e 1 per Santa Maria, che sono adesso esposti alla sede del vecchio municipio. Quindi sono proprio dei pannelli creati con queste rose che abbiamo al nostro petto. Esatto. Non le abbiamo contate, ma credo che Sì, io ho siano fatto un conto matematico, dovrebbero essere intorno ai 2500, considerato i esatto. pannelli più tutte quelle che sono state distribuite, perché ne abbiamo distribuite parecchie. Ecco, immaginate il lavoro davvero costante che hanno fatto, insomma, queste donne per fare all'uncinetto tutte queste rose. E quindi da quello che si capisce il progetto Fili di Rose è corrisposto anche alla creazione del vostro gruppo, quelle dell'uncinetto? Sì, in pratica Mhm. uno è stato la conseguenza dell'altro, cioè la campagna che noi abbiamo deciso per quest'anno è stata quella Fili di Rose, cioè le rose fatte dalle donne a favore di altre donne. E ciò non toglie che un altro anno potrà essere un'altra cosa, ma quest'anno fino all'8 marzo sarà quello, le donne per le donne. E questo progetto ha ricevuto anche, diciamo, il sostegno di importanti associazioni del territorio, tra cui Belluno Donna. Sì, il progetto noi l'abbiamo illustrato e fatto conoscere a Belluno Donna, la quale si sono dette contente di quello che facevamo. Naturalmente non hanno potuto darci una mano perché il nostro progetto già era avanti e quindi loro hanno accettato la nostra realtà, hanno detto fate un gran bel lavoro, ci hanno spiegato come funziona Belluno Donna. E dobbiamo tener conto che Belluno Donna c'era stata fatta conoscere da una delle signore che hanno incominciato a lavorare ad Uncinetto, ci ha detto guardate che c'è questa realtà
che lavora per le donne sul territorio ed è utile aiutarla. E da là noi siamo andati avanti. Molto bene. Alla fine abbiamo fatto tutte queste rose, le abbiamo appese, diciamo, alle principali strutture istituzionali del comune di Sette Ville e dopodiché c'è stato anche un evento, giusto il 23 novembre 2024 presso il Centro Culturale Bice Lazzari. Abbiamo presentato perché non ci siamo proprio fatte mancare niente. Con i social abbiamo chiesto il giro rose un po' in tutta Italia, alcuni ci hanno risposto, altri non ci hanno dato seguito. E addirittura una dalla Puglia, cioè del Molise più che altro, che si chiama San Giuliano di Puglia, il paese, ci ha mandato delle rose, quindi c'è stata una condivisione delle donne, è stata una cosa molto bella. E il 23 noi abbiamo esposto quello che avevamo fatto e è stato un contenitore in cui abbiamo raccontato come siamo nate, come è nato il progetto, ma soprattutto ci sono state le letture delle signore dei caratteri mobili, le quali hanno riempito con un contenuto molto importante quella serata, facendo varie letture. La Lidia sa meglio di me perché Sì. io tutto non ho Sì, sono delle seguito. letture da brani tratti da Michela Murgia, da Chimamanda Adichie e altre donne che hanno scritto appunto le loro testimonianze. Quindi letture molto forti che hanno colpito molto il pubblico e accompagnate da due musicisti, papà e figlio, e vorrei anche sottolineare il fatto che il figlio è uno dei, diciamo, l'unico uomo che ha anche contribuito alla creazione delle rose. Ecco, questo è molto bello. Sì, è molto significativo. Ecco, quella sera è stata veramente una bella serata e abbiamo avuto una buona risposta da parte del pubblico e alla fine di quella serata abbiamo, diciamo, offerto delle rose e raccolto delle offerte, scusate la ripetizione, abbiamo raccolto delle offerte che abbiamo poi inviato a Belluno Donna. Quindi in questo modo abbiamo anche cercato di sostenere questa realtà, questo centro i centri antiviolenza che purtroppo non sono presenti in nelle nostre piccole realtà, però in questo modo cerchiamo anche noi di dare una mano al nostro piccolo. Sì, avete sicuramente dato un grosso sostegno, diciamo, all'associazione. Alla fine è molto bello che sia stato un progetto, come hai detto tu Maria, dalle donne per le donne e che abbia dimostrato quanto sia potente anche la solidarietà, no? E anche credo che al giorno d'oggi proprio assistiamo alla necessità anche di portare alla consapevolezza, insomma, rispetto al tema della violenza di genere e sicuramente, grazie a voi il comune di Sette Ville ha potuto dare voce al fatto di dire basta alla violenza di genere. Ecco, una domanda che mi viene da fare, forse un po' complessa, però che possiamo contestualizzare nella nostra piccola realtà è: cosa, possiamo fare noi nella nostra società per arginare il problema della violenza sulle donne? Beh, come sì, penso che Maria sia d'accordo, comunque tutte le donne del nostro gruppo sono d'accordo sul fatto che bisogna iniziare sicuramente con un'educazione nelle scuole e non soltanto nella scuola superiore, ma iniziare proprio dalla primaria, con un'educazione all'affettività, al gestire le emozioni, quindi anche alla differenza di genere. Questo è assolutamente fondamentale. Dopodiché anche lavorare insieme in questo modo, in modo anche per portare, diciamo, all'inclusione nelle nostre piccole realtà. Se non socializziamo, se non c'è un momento di aggregazione o comunque di comunità e di scambio, il rischio è l'isolamento sociale e si sa che per molte donne l'isolamento sociale è veramente pericoloso, soprattutto le donne vittime di violenza. Quindi in questo modo, se ci si ritrova in gruppo, anche magari saltuariamente, però se si conosce qualcuno che si occupa di queste tematiche, diventa più facile poi affrontare
magari in momenti difficili, chiedere aiuto. Perché purtroppo questo è il problema, è difficile chiedere aiuto, è difficile per chi abita in piccoli paesi lontani dai centri, anche semplicemente recarsi presso un centro antiviolenza. Quindi, Era anche una delle cose che ha detto chiaramente Belluno Donna, esatto. che hanno bisogno di essere conosciuti nel territorio, perché molte persone che forse ne hanno bisogno non conoscono questa realtà, non sanno a chi rivolgersi e quindi sapere che ci sono delle strutture che possono dare una mano. Poi starà nella libertà di ognuno rivolgersi a loro oppure non farlo, però saperlo è già una cosa importante. Certamente. E beh, adesso a questo punto io, offrirei la possibilità ai nostri telespettatori e telespettatrici anche di aiutarvi, okay, perché penso che qualcuno abbia detto si sia chiesto: "Ma come facciamo a sostenere il gruppo di, Quelle dell'Uncinetto?" È possibile in qualche modo contattarvi, chiedervi come fare appunto? Certamente, beh, noi abbiamo una nostra pagina Facebook, Quelle dell'Uncinetto, e anche una pagina Instagram che abbiamo chiamato Fili di Rose, proprio perché questo era il nostro primo progetto. Quindi in qualsiasi momento, se qualcuno vuole contattarci, unirsi a noi, anche provenienti da altre realtà, non solo del comune di Sette Ville, ma unirsi a noi anche semplicemente partecipare alle nostre riunioni, è il benvenuto, la benvenuta. Noi chiediamo soprattutto una partecipazione al lavoro per degli altri Sì. progetti. Se invece vogliono aiutare Belluno Donna ha un sito Mhm. presso il quale possono fare le donazioni, piccole o grandi che siano, però li fanno direttamente là. Noi preferiamo non maneggiare denaro, se non quel minimo che ci serve per autofinanziarci per altri progetti, perché il primo progetto ce lo siamo autofinanziati completamente Esatto. noi, nessuno ci ha aiutati e i soldi li abbiamo messi in tasca nostra, quei pochi che erano necessari, abbiamo disfatto maglioni, abbiamo fatto di tutto. Tutto si può fare. Tutto si Tutto può si può fare, fare, Molto certo. bene. però nel lavoro abbiamo bisogno di altre persone, perché il gruppo finora che ha lavorato è stato grande, però chiaramente il gruppo poi ci sono delle persone che si disperdono perché hanno altri impegni, perché non fanno. Quindi nuove leve a noi serviranno sempre. Anche chi deve imparare a sferruzzare. Molto bene, allora, avete sentito tutti, ecco, anche chi non sa fare all'uncinetto può imparare, alla fine non è così difficile dai. Abbiamo proprio delle esperienze, vero Lidia? Esatto. Di gente negata che ha fatto Che ha rose. imparato. Volevo precisare una cosa, ci sono le ospiti della casa di riposo di È Alano, vero. e quale bisogna ringraziarle perché anche loro hanno preparato rose e noi le stiamo risistemando un po' e faranno un roseto, noi non sappiamo ancora cosa faranno, però le rose delle ospiti della casa di riposo di Alano diventeranno un roseto per la casa di riposo di Alano. Penso che sia importante dirlo perché è una cosa incredibile. Quindi davvero, ecco, questa cosa è molto bella perché il fatto che questo progetto sia entrato anche in un posto dove spesso si fa fatica ad entrare, no? A coinvolgere chi purtroppo è all'interno della casa di riposo e si ritrova un po' isolato, no? Però questo è molto bello, il vostro progetto ha raggiunto anche loro, molto Anche bello. una responsabile, no, un'educatrice della casa di riposo di Valdobbiadene ci ha chiesto se qualcuna sarebbe disposta di insegnare a lavorare. Vedremo cosa si può fare. Molto bene. Allora, a tal proposito, chiediamo quali sono i vostri progetti futuri? Non lo sappiamo, Non lo ne sappiamo abbiamo ancora. tanti. Abbiamo tante idee. Adesso, domani o dopodomani, portiamo dei bigliettini con le rose agli ospiti dell'hospice Le Vette di Feltre. Mhm. Abbiamo concordato con la psicologa eh, cosa scrivere in modo da non offendere la sensibilità di persone che in questo momento hanno difficoltà. E speriamo che per un attimo si distraggano guardando la rosa. Tutto qua. Molto bello, molto bello. Grazie, io con questo concluderei e vi ringrazio tantissimo per il vostro contributo e per il vostro lavoro. Rinnoviamo l'invito a tutti a contribuire e a partecipare per chi abbia piacere e vi invitiamo a seguire le prossime puntate di Valdo TV 361. Ciao a tutti!